La sfilata dei mamutones di Mamoyada è un rito antichissimo. I mamutones portano una grottesca maschera di legno, segno di silenzio e impassibilità. La testa è coperta da un fazzoletto marrone, annodato sotto il mento. Su pelli nere di pecora che nascondono il consueto abito di velluto marrone, i mamutones portano un sonoro groppo di campanacci, 30 kg di strepito che neutralizzano il silenzio dei volti. Davanti poi un grappolo di campane, tenute insieme da cinghie di cuoio. I mamutones si esibiscono in una strana, suggestiva e selvaggia danza, una vera e propria processione danzata. Aprono e chiudono la sfilata gli soccadores in corpetto rosso, con una fune, sasoka, con la quale un tempo prendevano al collo o alla vita i mamutones. Di qui la credenza che i mamutones rappresentino i saraceni vinti in qualche lontano evento guerresco, e gli soccadores i pastori di Barbagia vincitori che conducono al patibolo i loro prigionieri. Altra interpretazione figurativa considera i mamutones come una mandria di buoi ammansiti dagli soccadores loro mandriani. Ma, più in profondo, i mamutones sono uomini che si medesimano nel bove, come segno di venerazione per il simbolo dionisiaco della fertilità. Il culto del bove, risalente all'età protosarda, è presente ancora in età romana. Infine, i mamutones possono essere considerati presenze diaboliche, oggetto di sacrificio nelle feste del carnevale. Il loro nome potrebbe infatti discendere da Maimone, che in molte parti della Sardegna indica appunto il fantoccio del carnevale. A Ottana, buoi e bovari sono i boes e i merdules. I primi indossano pelli di pecora con addosso un pesante tracollo di campanacci. I secondi rappresentano un bovaro rozzo, gobbo e sgraziato, con pelli ovine addosso e con il viso nascosto da una maschera antropomorfa da lineamenti grotteschi. La processione dei boes non offre la singolarità coreografica dei mamutones. Il loro passo non si distacca da comune incedere e consiste, in definitiva, in un corteggio di bovini che procedono aggiogati. Il merdule, sostenuto nel suo incedere pesante da un bastone, tiene legato il boe tramite una fune. Il boe, sempre muto, tenta goffamente di imitare le smodatezze e le aggressioni del suo conduttore, il quale corona spesso la sua azione scenica coinvolgendo e talora travolgendo il pubblico. L'uomo, su merdule, aggiogando il bove, è portato inesorabilmente a delirare e a perdere i suoi connotati umani. Nella Sardegna meridionale sono invece diffuse le cacce, i scassadas. I partecipanti hanno il viso imbrattato al posto delle maschere e sono divisi in cacciatori e cacciati. Mentre le maschere mute sono il retaggio di rituali collettivi tramandati di generazione in generazione, le maschere parlanti sono segni di maggiore individualità e appartengono pertanto, in linea di massima, alle città e ai centri dove maggiore è stato il passaggio di genti diverse. I turpos di Orotelli si anneriscono reciprocamente il volto, spalmandovi sopra la fuliggine del sughero bruciato. I loro visi si nascondono dietro il cappuccio di un pesante pastrano d'orbace, portato dai pastori nelle stagioni fredde. Sopra il pastrano, i turpos portano ad armacollo una cinghia di campanacci, mentre di sotto indossano un abito di velluto e gambali. Nella sfilata i turpos procedono appaiati, a coppie. Qualche coppia di turpos traina un arato per le vie lastricate, significando così un rituale propiziatorio di fertilità che ricorda le rappresentazioni di altri carnevali barbaricini.